Il maltempo persiste con allerte ed evacuazioni in diverse regioni d'Italia. In Emilia-Romagna è stata dichiarata un'allerta rossa per il rischio idraulico e idrogeologico, con scuole chiuse ed evacuazioni precauzionali. Marche, Sicilia e Campania sono a rischio arancione. La Toscana ha emesso un'allerta arancione per alcune zone. Nel Ravennate si è ordinata l'evacuazione lungo l'argine del fiume Savio, con strutture di accoglienza disponibili. La tempesta Minerva si prevede che continuerà almeno fino alla fine della settimana. A Marradi, comune situato sul versante romagnolo dell'Appennino, si sono verificate frane, smottamenti e cadute di alberi a causa del maltempo, con 5 autovetture bloccate lungo la strada provinciale 20 tra Modigliana e Marradi a causa di frane sia a monte che a valle. Non c'erano feriti, ma la visibilità ridotta ha impedito all'elicottero di soccorso di intervenire. La Protezione Civile del Veneto è stata attivata nuovamente per supportare l'Emilia-Romagna colpita dal maltempo. La Regione ha inviato volontari e dipendenti per fornire aiuto e sostegno ai comuni colpiti, quali Brisighella, Riolo Terme, Casola Valsenio e Rimini. La situazione suscita preoccupazione e paura nella popolazione. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.